Eccoci qua, io accelero sempre un pochino i tempi delle nostre sigle, non me ne voglia insomma il nostro reparto grafico, perché il tempo poi fugge, non riusciamo a dire tutto e qui ce n'è da dire, ce n'è veramente tanto da dire. Ma noi intanto quello che vogliamo dire è questo: visto lo spaccato che viene fuori, ormai è chiara l'equazione che grandi opere e malaffare vanno di pari passo. Questo succede in Veneto, succede con l'Expo di Milano, succede con la TAV in Val di Susa, con la ricostruzione all'Aquila, insomma è ormai un fatto incontestabile. Allora qui noi chiediamo una cosa però, perché gli arresti non bastano a fermare le grandi opere, ci vuole una moratoria. Bisogna bloccare tutti questi progetti, rivalutare tutta la situazione e capire come andare avanti. Quindi questa è la prima cosa che come Comitati del Veneto noi chiediamo. E poi ovviamente c'è un'altra questione, cioè ci sono, al di là delle responsabilità penali, ci sono anche delle responsabilità politiche. Io credo che sia la Giunta di Venezia, sia soprattutto la Giunta regionale, adesso cappeggiata da Zaia, deve dimettersi, perché è vero che la Lega ne esce, tra virgolette, pulita, nel senso che non c'è nessun indagato, ma a parte che non si sa mai, ma è vero anche che la Lega ha governato insieme a Galan fino all'altro giorno, con la presidenza appunto dell'attuale deputato, e adesso ha governato comunque con Forza Italia, con l'assessore Chisso che è agli arresti e quant'altro. Adesso non ci si può venire a dire che queste erano mele marce e nessuno sapeva, perché come giustamente diceva prima Bellato e come hanno detto in tanti, Voi sostenete che quindi queste cose si sapevano. Zaia sapesse? Allora, è una forte accusa. Allora, questa, non sapesse, adesso non so a che livello, ma si sapeva, come dire, di questo sistema corruttivo del Veneto, del fatto che comunque gli appalti li vinceva sempre le stesse ditte, che il consorzio Venezia Nuova era fuori controllo, che tutta una serie di cose. Chi è poi nel mondo della politica sapeva queste cose, o comunque se non voleva saperle era perché si tappava naso, orecchie e occhi, insomma, quindi e questo invece appunto dimostra che alcuni deputati anche del centrodestra hanno avuto il coraggio di tirare fuori le carte e di denunciare, ed è anche grazie a loro, come grazie anche a tanti esposti fatti dai comitati e dalle associazioni ambientaliste, che poi sono nate le inchieste. Insomma, in ogni caso ci sono delle responsabilità politiche, di fronte a queste responsabilità uno deve prenderne atto e andare a casa. Cosa manca secondo? Perché abbiamo sentito appunto il deputato parlava della sanità e vedi, senza essere sto grande giornalista, faccio sempre un po' l'umile, io vedo che c'è comunque l'ARPAV che, no? C'è sempre lo stesso nome che sapeva, sì. È stato chiamato per chiarimenti, c'è uno smembramento in corso per quanto riguarda insomma lo IOV e tanto altro, i famosi project financing per tante altre strutture. Cosa c'è ancora che manca? Sì. Abbiamo parlato anche accennando un pochino il passante di Mestre e quindi sempre grandi strutture sono. Ci sono tutti i progetti sulle grandi infrastrutture. In questo momento secondo me la prossima bomba che esplode è quella del passante di Mestre, sul quale noi abbiamo già fatto un dossier trasmesso alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e anche agli organismi di controllo europeo. C'è tutta la questione della pedemontana e poi tutti i progetti che stanno venendo avanti, a cominciare dalla Nogara Mare e dalla Orte Mestre. Lo stesso dicasi anche per i grossi progetti insediativi tipo Veneto City, progetto con un accordo di programma firmato e siglato dalla Regione con la Presidenza Zaia, ma portato avanti da una società dentro la quale come partecipazione ci sta proprio la Mantovani. Quindi cioè, tutte queste cose in realtà sono molto legate tra di loro, è per quello che giustamente prima il deputato diceva siamo solo all'inizio, solo alla punta dell'iceberg, e noi lo capiamo bene perché le diramazioni da quello che è stato l'affare Mose sono veramente tantissime, probabilmente ci vorrà molto tempo per arrivare a un quadro completo della situazione, e penso che questo quadro andrà anche oltre il livello regionale, arriverà anche a livello nazionale. Io adesso vi chiedo, cioè, voi avete sempre combattuto, lottato queste cose e siete andati anche a trasmissioni grosse, giusto? Sì. Il risultato? No, il risultato è che l'impressione che noi avevamo è che nessuno ci prendesse in seria considerazione. Allora, cioè... ti interrompo un secondo perché abbiamo Luciano da Vicenza che vuole partecipare. Buonasera Luciano. Buonasera a voi, buonasera. Allora, io la lascio libera di dire quello che vuole, prego. Grazie.
Niente, vuol dire che non mi stupisce poi tutta questa cosa di Tangentopoli Veneta o Tangentopoli Expo o Sì. tutte le altre Tangentopoli di cui si è Classico parlato. malaffare all'italiana. Bravissimo, no, ma il problema è che parlo per esperienza personale, oltretutto, che è ancora in corso, non è ancora finita. Certo. E questi sono i risultati. Cioè io sono 3 anni, 4 anzi ormai, che con prove in mano che dimostrano che dirigenti INPS o di altri enti, diciamo, adesso non mi metto a fare l'elenco, con prove in mano cartacee e addirittura file audio che ho dovuto procurarmi in MP3 perché qua ogni giorno dicevano cose diverse da quelle dette il giorno prima, con con l'atteggiamento arrogante di lei lo sa che io sono un funzionario pubblico, bla bla. Solito, esatto, solito, quando a volte becchi certi personaggi al centralino piuttosto che è veramente disastroso. Parlando direttamente, oltretutto magari anche con qualche vicepresidente di commissione, per esempio dell'INPS, per dirne una, o con qualche direttore del Dipartimento di Lavoro, o addirittura forze pubbliche. Cioè io sono qua che dopo 4 anni sto tentando di denunciare, perché quando si parla di casse integrazioni non dovute o altre situazioni simili, per cui si passa dal danno erariale alla truffa allo Stato, eccetera, eccetera, eccetera. E nonostante tu faccia, in questo caso io, faccio di tutto per che qualcuno vada a vedere le cose, perché alla fine ci rimetto io, come ci rimettono i miei colleghi, come ci rimette tantissima altra gente onesta, mi ritrovo, cioè non so più neanche io cosa fare. Si ritrova sempre inascoltato e al punto di partenza, lo capisco bene. Guarda, ma oggi si sentiva per esempio le critiche noi cittadini dobbiamo fare, noi cittadini vogliamo fare, il problema è che non c'è nessuno, tant'è che avevo tentato di appoggiarmi anche per esempio al giornale di Vicenza, ma nel momento in cui non so cosa succede, il tutto si blocca. Allora io non lo so, cosa può fare un cittadino a questo punto? Perché lo chiedo anche a voi, perché io vorrei che qualcuno si interessasse di questa cosa. Io non so più a chi rivolgermi. E qua le cose sono gravi, insomma, e ritengo sia giusto che chi sbaglia paga. Innanzitutto, prima di tutto, se uno ha un compito pubblico, come non so, per esempio quelli dell'INPS o quelli pensate che ho dovuto persino, sono arrivato a rivolgermi perfino a livello regionale, per poi sentirmi dire che per esempio il finanziere, per dirne una, o il magistrato, mi sono rivolto anche alla Corte dei Conti, poi oggi sento che viene arrestato uno, che viene arrestato l'altro. Allora, è quello il fatto, lei dice bene, e qui accanto a me c'è un altro cittadino che ha fatto le sue stesse cose, perché prima abbiamo sentito un deputato al telefono, ma qui c'è un cittadino come lei e anche lui con tutto ciò che è il suo comitato sembrano sempre dei pazzi e invece poi si vede che avevano ragione, l'ho detto proprio inizialmente. Cosa faccio a questo punto? Cioè, cosa facciamo? Perché qua non si può mica, io sto rischiando. Intanto sono 3 anni che ormai se vi do il computer vedete che magari mi metto a mandare mail a Roma, per non dire, non so, a Venezia, per non dire a qualche altro posto, alle 3 del mattino perché non riesco più neanche a dormire. Vai al lavoro, sei completamente sotto una situazione di stress, di oppressione, di provocazioni. Il sindacato, signori miei, il sindacato che addirittura minaccia in assemblea questi signori registrati, anche questi. Cioè, poi cerchi di interloquire con il sindacato a livello regionale o addirittura nazionale e questi invece che aiutarti ti mettono ancora più nella fossa. Cioè io qua mi trovo in una situazione, non so se dire dantesca, se dire, non so neanche come definirla, cioè ispettori, non ce n'è uno e poi non so cosa fare e ogni giorno si sentono queste cose. Luciano, io la ringrazio per la sua testimonianza e rimango disarmato appunto da quello che lei mi sta raccontando, perché
un pizzico di speranza, di fiducia dovrebbe rimanerci, ma vedo che non c'è, giorno dopo giorno. Io la saluto, sappia che noi comunque abbiamo il suo numero di telefono, ci sentiamo magari con un po' di calma e vediamo se riusciamo invece... Tutte le prove che volete, tutte le prove che vi Grazie, servono, grazie, poi mi farà capire di che cosa esatto sono... È molto importante. Va bene, la saluto, per il momento ci risentiamo. La ringrazio, grazie Luciano. Allora, io ti chiedo la cortesia appunto di concludere il discorso, perché vedi che si stanno tutto agitando, certo, i miei responsabili, ci sarà... Ma dico solo una cosa anche ancora in risposta a quella che è stata la telefonata. Io penso che se siamo arrivati a questo risultato, dove sono esplose queste inchieste che hanno portato alla luce questa verità purtroppo triste, eccetera, è anche grazie al lavoro di tanti cittadini, esatto, di tanti, a non nascondersi di bisogna tanti continuare, bisogna avere fiducia e non arrendersi, e capire anche che comunque anche all'interno dello Stato, delle forze dell'ordine, ci sono anche, per fortuna, ci sono delle strutture sane, mica sono tutte corrotte, altrimenti non saremmo a questo punto. Bisogna però insistere e bisogna come cittadini non delegare, ma prendersi in mano i propri diritti, le proprie responsabilità e continuare a denunciare questo stato di cose. Grazie a Mattia Donadella del Comitato Opzione Zero. Grazie a voi. E naturalmente restate con noi, perché proprio in questi istanti è arrivato Renato Mazzaro e lui aveva scritto I padroni del Veneto, questo libro che è stato anticipatore di tutto ciò che stiamo vivendo in questi giorni. Capiremo grazie a lui i vari percorsi e soprattutto la mia domanda, cioè come mai soltanto adesso? Aspettiamo anche le vostre di domande. Per il momento lancio il meteo e mi raccomando non cambiate canale. A voi tutti ben ritrovati. Sta arrivando la zampata africana, vedete? L'anticiclone nordafricano comincia a spingere, comincia a rimontare dal Nord Africa verso la nostra penisola. Le perturbazioni invece rimangono ben lontane dalla nostra penisola. Vediamo cosa succederà nel dettaglio sul nostro territorio, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, quindi sul nord-est italiano. Iniziamo dalla mattinata, avremo cielo prevalentemente sereno dappertutto, una bella giornata, ma guardate, qualche addensamento in tarda mattinata, sempre come al solito su zone prealpine ci potrà essere. Nella seconda parte della giornata transiteranno anche un po' di velature, ma assolutamente innocue, quindi velature in transito da ovest verso est, attraverseranno quasi tutti i settori, soprattutto l'Emilia Romagna, ma non solo. Vedete, la nuvolosità alta e stratificata si farà vedere un po' dappertutto. Vediamo le temperature, iniziamo dalle temperature minime come al solito, passiamo alla prossima grafica, avremo valori quasi ovunque attorno ai 13 o 15 gradi centigradi. Le temperature massime continueranno a guadagnare qualcosina ed in effetti avremo valori che potranno raggiungere anche i 27 e 28, se non addirittura i 29 gradi centigradi. Cari amici, mi fermo qui, buon proseguimento di settimana.